Bravi, potete sciaccamanare veramente perché sono stati buoni, ancora una volta. Allora, avremo cominciato e ho invito a mettervi in un pubblico, o da rito, no, mettetevi in un pubblico così vi giulete tutto, così. Allora, abbiamo cominciato un concorso a finale, era... Ah no, qui da rito, mettetevi qui da rito. So. Ma prima c'è... Allora, Reti. Allora, c'est bon, mica bisogno, bon, ma grazie quanto di fa che. Allora, no, ma già presentato giusto i litighi, chiameremo i litighi, in lingua inglese si chiamano i batteri, sono i livelli di competizione. Allora, i litighi chi sono? Sono una competizione tra i due candidati di ogni giurato, e dunque dopo ogni giurato sceglie quello che ritiene per stavolta avere a finale. Questo qui diciamo una demifinale. Dunque, abbiamo cominciato qui con i candidati di Elisabetta Volpe di Parigi. Dunque, mandiamo subito a Giulia e Charlotte che hanno cominciato a cantare un'allegria. Cacamenetti. Anne-Charlotte e Julie, prime candidate di sta serata. Allora,
Ouais, on va passer à Juliette, Juliette Albertine. Peut-être chacun là, hein. Oggi e domani, con i nostri mani, da sbagliarci, spartiremo rubani. Ani ti poca bucata, donn'alba spigolosa, fino alla prima sfida. Così si spara la nostra giornata, sempre bramando di meta. Cieli di agiti, oggi e domani, con i nostri mani, da sbagliarci, spartiremo rubani. Oggi e domani, con i nostri mani, da sbagliarci, spartiremo rubani. No, Juliette. Stai comigo. Io e Giulietta stanno comigo. Dunque, i due candidati di Elisabetta sono passati, i tre piuttosto. Dunque ora invita a Giulietta e Charlotte a venire comigo e Giulietta non sta a scena e poi potete salutare chaque maratona. Allora da scelta, Elisabetta ci voleva scegliere tra Juliette per la qualificazione in finale e a Juliette e Charlotte. Allora vi lascio la parola, tocca a voi. Allora, bom, talenti veramente differenti. E poi, a me ciò che mi piace con Julie e Anne Charlotte. e Anne Charlotte, c'est l'allegria, Questa c'est légèreté. Voilà, donc il faut passer ce message di noi, di bon, Juliette come sempre è stata, come si può dire, è unica, di vera che di una voce unica e di una voce che a me mi va a chavirer le cœur, on va dire. Allez, donc Juliette. Donc, Juliette qualificata in finale. E ti detto c'è parlato di nuovo a Juliette e Charlotte, Bravo tutti e due. A voi. Allora, va passare ai candidati di Mai Pesce, perché facciamo a Matteo Orsucci per la sua canzone.
Sciacamanetti. Oh cara mamma, oh paraiso, e rende come te, e sodiamo all'improvviso, si ricomanda a me. Santa Maria, la tua somiglia, non mi lascia più. Come sei tu, ti mando un fiore, rosa flore, uscirai tu e comprare l'innamorato e lo facevo io. So io fra i più belli umiliava te, ma sto con cielo e da capelli sono lontano da me. Maria Cristo, con Gesù Cristo, chissà quale tu sei. Un oro di oro, quando sta bene, e ciò che voglio, il mio custodio, a sempre magane. Quindi la viadine, come puntine, cose senza piantare, ore tranquille, senza grandine, all'altro mondo canta un colombio e per te cacciatore c'è lo Signore, oh Matteo Succi, primo candidato di Mai Pesce. Matteo, ti piace a piazza, ti piace Suarina. O gruppo Suarina, Sciacamanetti. Accendi ciubo, faccio le bagaglie. Ma no,
La prima meridione, un son già spirione, per i vredi di guenone, innalza un sotri d'antone, arma di Poseidone, Monte Cristo, alto marone. La seconda piatatela gioca fugge ritornerà, tutta lunga senza tela, fa già so a fa cadena, quando è cielo a chiarantela, pianosa, albina strigena. Cinque isolele, ben tireniche arcipele, cinque isolele, nereide, fiumene. La terza in sedia maggiore e spaventa tutte l'ore, da corteggio d'onore, la veste di biancore, specchio un po' stagione, erba, antichissimo amore. La quarta così carina, isolera cristallina, montan Paolina, a volta cielo vicina, c'era color azzurrina, capraia, capivussina. Cinque isolele, ben tireniche arcipele, cinque isolele, nereide, fiumene. Quinta nona zoppara, chi tirenu la rispara, a poere chiara chiara, a chi la si tene cara, sol con le ore iniziara, corcona, rirula rara. Cinque isolele, ben tireniche arcipele, cinque isolele, nereide, fiumene. Cinque isolele, ben tireniche arcipele, cinque isolele, nereide, fiumene. Cinque isolele, odissate, sirinele. Suoni! Un solo gruppo qualificato per la finale, bravi a come l'avete prestazione, ora siamo abituati appena. No? Quantum. Allora, mi ha lasciato, mi ha fatto venire a Matteo, come a non a scena. E ora mi ha lasciato parola a Mai, per dire a quale pie per la finale. Bon, allora, dove era le canzoni? La seconda non la conosco mica. Sono mica vecchia, se devo chiedere là. Non riusciva mica, scusate. Bon, allora, Matteo ha cantato benissimo. La terza passata l'hai arrabbiata appena più di colore, appena più appoggiata, senza ammogliarsi comunque, perché la canzone veramente dolce. È stata veramente ben cantata, ma la seconda, le sue rine, che lo travaglio, si vede che
Facendo che qui. facendo che qui. C'è l'armonia, c'è tutto, c'è un Dio. Mattia ha cantato veramente bene, ma agli asci e suoi. Suarina, qualificazione finale. Grazie, direi che sta Matteo Succi. Ecco. Allora passa a terza squadra, quella di Paolo Felice Nasiga. Donc chiama prima, chiama, scusate, non troppo più, chiama Paul Marie. Bene Coco, vedete chaque manà su YouTube, Paul Marie. È entrato ma sta, non è che presso. Che scuola? Abbiamo incontrato la scuola. Come materiale. Chi te ne è più meglio che io? Avvicino il tuo. È tranquillo. Che musicien. Un arnese questo. Sotto un cielo spurgolato a metà una rivedo un agnello cenato e campa che io chiedo la carenza un zidino e un cura un pastore e sul lago così bene la vita pare d'amore anche l'ucchio fino un fiore e si è piata una spina la vita pare d'amore va bianche a Palestina e un prato ercheggia la vicina di domande e l'agnello s'artileggia alla gelini umane sa così belli si luoghi quando l'ora è sirena quando sono spenti i fuochi e abbagia l'alena anche l'occhio fino un fiore e si è piata una spina la vita pare d'amore ma bianche a Palestina la vita pare d'amore ma bianche a Paul Marie, viens comigo, chaque manette torna una volta, come tipo, è cosa da tutto. Tutto tutto no. Da 10 anni Paul Marie, vedete chaque manette veramente, bravo tu. Ora tocca ao secondo, alla seconda candidata di Paolo Felice, Alexandra Casamarti.
arrancando tutte le terre, le pianure, le frontiere, in cuore tutta l'allegria, si unti qui mia, tutta l'umanità, abbiamo il nostro cuore a dare. Per te l'umanità, voce di unità, con te si brucia la ruota, e ballati di fraternità, d'amicizia e di libertà. Per te l'umanità, voce di unità, con te si brucia la ruota, e ballati di fraternità, d'amicizia e di libertà. E noi stu, li ziteli, sintigati e franelli, hem cantato e non spartuto, ti dà speranza lo frutto. E noi stu, li ziteli, sintigati e franelli, hem cantato e non spartuto, ti dà speranza lo frutto. Per te mia voce di unità, non te si brucia la ruota, e ballati di fraternità, d'amicizia e di libertà. Per te mia voce di unità, non te si brucia la ruota, e ballati di fraternità, d'amicizia e di libertà. E di Gaia Willy, su di stemmi di Gaia, e lo sguardo di l'anima mi portavo in punta, zitte voi e pellegrini, lontane dai confini, onde le sempre così, a cantare infiniti, zitte voi e pellegrini, lontane dai confini, onde le sempre così, a cantare infiniti, zitte voi e pellegrini, lontane dai confini, onde le sempre così, a cantare infiniti. Alexandra Casamarca. Bon, c'è un mondo che ti sostiene stasera, assai mondo, no. Allora, ora mi fa cuidare con Maria Nanta scena, vieni con me, Coco. E mi lascia a parola Paolo Felice. Per scegliere a quale piede fa finale. Allora, Paolo Felice. Bon, prima una rimarca su Zidelo, l'hanno lasciato solo a conciare il microfono, io ho detto, c'est pas normale. E più è difficile cantare così di già. Allora quando mi trovano piazzato in mila, ancora in casa che di un materiale che piaceva la voce. Poi dico una, allora, ma mi buraschese, di come ti si trova tu? Buono, ve la sicura, ci hai già impressionato l'altra volta e sta voce, sta volontà da Cittoglia di affrontare, diciamo, l'età e da portare forse a esse, a non so mica se tu veniva a una carriera unica, ma diciamo il principio è proprio interessante, no? Si vede che e ti felici deggio assai, due generazioni qui, attenzione, mica, e che mica facile. Scelte complicate qui, Voilà. Allora, mamicella, è un piacere, diciamo, era contento di averti scelta, ma dunque oggi ce la scegli noi. Allora tu oggi la maestreggi, so che ti piace dunque di cantare, di fare,
so che mi hanno detto organizzati in corsi in Mora, in concorsi mondiali di Mora in Corsica, dove c'è una persona che dice non te lo direi. Voilà. Potremmo commentare la data? O con te? Ecco, inteso? Allora se mi paragona oggi, è vero più ammaestrata oggi di una persona maggiore, che era un taello, e lui sa oggi, come ho detto, una cittadina, ma ammaestra proprio la chitarra. Voilà. Menacez-le. Quando secondo me cambia i dubbi, allora dico che usidello al tempo da maestrare di più in più, mi permette di darti lezioni perché tu non penso che ne hai bisogno in Nimo, questa cosa, voilà, dunque più amicizia e spero che si spoglierà con me dopo, voilà. Alexandra Casamarco, qualificata finale. E con Marie una promessa maggiore per la bene, vedete ciò che manare. Allez, infine passiamo ai due candidati di Livia Andriani e ma cominciare con Louis Gaggeri. Sciacamanetti lui, tutti noi! Juste sa manageuse. Mica al malissimo. Un po' più Ça va. Se tu sapessi tu quante tu manchi, se tu sapessi che io tu all'intorno, si virtù da quello giorno, giove risi ne nos stanchi, d'un pure di più vede frastorno, da tanto manchi. Un scalone è così iulido, senza te, senza più desideri. Un scalone di mi paro nido, chi usa lasciato la geli, sente solo di me i rimpianti, da tanto manchi. Forse esido e tu si grandata, forse vado una vita beata, giorni notti mi neve nei denti, da tanto manchi. Se tu sapessi tu quante tu manchi, se tu sapessi un mio tuo intorno, o a dimmi di
vinti svoli longuenti, uncisi e madrista un giorno da dans ton monkey. Forse esido e tu si ingrandada, forse va giù una vita beata, giorni nostri minere ne donti da dans ton monkey. Forse esido e tu si ingrandata, forse va giù una vita beata, giorni nostri mi neve ne donti da dans ton monkey. Louis Gaggeri, primo candidato di Lille. Poi lascia la chitarra a Thomas Rivière, chi ben va. Chaque manette le di noi. Un passo di amica, una verità che dici senza pietà, un nuovo impaccio avviti a società, non ti montagnoli, non ti macchiaioli. E per libertà, a questa salvata, a la mazzata, a la giornata, corrente gori, e tu di radu, e gori di sofare. Sempre lavorati, non t'attribuirà, siamo ormentati, artigiani antichi, se ti stari avvocati, tradita l'alba nuova, se ti stari a ligare. Un lume ha scambiato l'ultima condena, ma ti illuminata, oggi si spigna, ma lascia piazza, un specie che parla, e che porta notizia di un mondo malato. Solo un corso che cambiano cultura, mezza società, chi muore che si rodia, l'antiuga pago ancora, che ricusa sempre la nuova società. Un fiume a piaia, un paese che canta, un vecchio di tu che conta la sua gioia, montagna sagra che porta e che tramanda, un sogno benedetto e un luogo maledetto. Ma cresce uiato di avere speranza, valore e realtà, troverai il suo valore, uomo di vulcata, di nuova coscienza, un luminoso signore, stellare dei colori. Solo un corso, un movimento amore, mezza società, straniame ora, e avere porta, ori, ciò che si chiamerà.
Tomarinieri. Oh, come ci siamo alla comunicazione. Bon, on fa bene a lui Gageri come ganando la scena. Allora, mi ha lasciato la parola lì, per scegliere il candidato finalista. Torna una scelta complicata qui, Prima, bravo a tutti e due. Les deux interprétations étaient vraiment différentes. Il y avait l'émotion, il y avait les voix, il y avait tout. C'est vraiment très très dur de choisir. Pour la voix, la technique, et je vais choisir Thomas. Thomas Rinieri, qualificazione finale. Allora, dunque, abbiamo fatto appena un riassunto di qualificazione finale e conditiamo di domanda a radio di venire come ganante la scena. Allora, il candidato numero 1 qualificato in finale per la squadra di Babette ci sarà Giulietta Andreali. Giulietta Bertini, scusate, no. Ci sono troppo Andreali tra Brandone. E torno un altro. Giulietta. Dopo, per la squadra di Mai c'è Suarina. Dos'è? Suarina, non ci sono mica? No? Ah, non ci sono mica. Sarà il candidato numero 2 per la finale. Tramite i numeri sono importanti per la fine, i giurati, Dopo, terza qualificata, c'è Alexandra Casamarta. Alexandra. E infine, Thomas Rinieri, qualificato in finale. Bene, bene, Thomas. Di finalisti. Dunque, candidato, ripeto una volta, candidato numero 1 Giulietta, candidato numero 2 Suarina, numero 3 Alexandra e numero 4 Thomas Rinieri. Ecco i finalisti, ma attacca a parte finale. Allez, andate per Dareto e mi fa cominciare a cantare Giulietta. Badaremo a guerra in corte di Ascoli, soldati d'una stonda, con gli scusali scuri, e l'ombro come un uomo di sta risa che svola, sarà d'inchiostro amaro e di confittura. A spizzioli statina, in fiara l'aria piena, da sciarrisce divisi, in dolce ciancratati, e tutti i segreti sbattuti dopo cena, giuntali da labbra, selvaggi più errati. Miti numi d'argento, di ramo e di mari, e nei vapori strani, di lame di titina, un firma e ad un inno in la notte mi pare, eppure la tua voce era così vicina. Badaremo a guerra in corte di Ascoli, soldati d'una stonda, con gli scusali scuri, e l'ombro come un uomo di sta risa che spola, sarà d'inchiostro amaro e di confittura. E poi venire il tempo, più nude, più segreto, parole dolci, di soli con me, che c'è un po' di risanza e lo cuore più
soldati d'una storia, li scusa gli scuri, e l'ombro longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro e di confitura. Mi tiri immoritati come tante brighieri e li sapori uguali di ciò che ho buffato, fermaia di ridoiati che tu non c'eri e tutti sti piaceri che lontano. Mi tiri cercati per dia crema voci che a ti ne agarro, malati si son persi che siano uccisi da tanto una croce e come destamanto un po' udisci versi. Badare una guerra in corti di ascora, soldati d'una storia, mi scusa gli scuri e l'uomo di salvezza che spola, sarà d'inchiostro amaro e di confitura. Lascio un po' perché è un'ovazione, dunque... Allez! Allora, bon, Juliette ha compiuto un cosa, ha compiuto tutte le sue canzoni, Yeah. Come avevamo lasciato la piazza a sua Rina, qui, a Monca. Va bene a cantare la sua ultima canzone.
ai candidati di MyPS, completamente la vostra piazza, diciamo dopo, lo presentare i candidati dopo. Allora, ora mi lascia la piazza Alexandra Casamart. Ciao Cavanetti. Gianuto fratello, gli stringe una catena, agli stessa di Antonia, a noi tutti Gimena. Se non diremo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davamo fromo, ti convida Marina, se non ti vemo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davamo fromo, un mondo ancora di libertà. Discorrevuto fratello, ci vuole appronta la bella, solo un'idea comune e la forza che ci tiene. Se lo diremo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davano fromo, un po' di libertà. Se non ti vemo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davano fromo, un po' di libertà. In terra di Corsighella, Satano miscela ianze, per un abbraccio comune, chi saranno asunanze. Se non diremo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davamo fromo, ti convida Marina, se non ti vemo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davamo fromo, un mondo di libertà. Se non volemo davvero concisi e più vastosi, né per uno né per l'altro, e canto a sotto all'odie. Se lo diremo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davamo fromo, ti convida Marina, se non ti vemo tutti insieme, forse un giorno sciaperà. Davamo fromo, un mondo ancora di libertà. La 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 la, la 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 la. Fromo, un mondo ancora di libertà. Alexandra Casamart. Ha fatto un buon variante, sempre l'ambiente e tutto. No,
No, è vero, è sempre bene. Allora, ma lascia la piazza a tuo mariniere per l'ultima canzone. Sciacamanetti, lui, entra qua. Merci. Maman. Quando di Macurdarrane ci sadera era mea, quando a guardare un cheo, o me paese per rispettare senza smarciamento, forza ragione nuova del fronte melone, come lingua che la sarà parla di asoia, come one no radio a me scuola. Quando di Macurdarrane chi sadera era mea, quando a guardare un cheo, me paesi Quando di Macurdarrane chi sadera era mea, quando a guardare un fiu, me paesi a me. Sei innamorato di Voce la Gravona stasera, a Monte Dietro. E allora, a
Awa, elle m'a lâché Nadine da tutte le carte per votare. Donc awa, elle m'a demandé à Giuria di votare per uso candidato. Donc avec Nadine Marchioli qui va andare, Alain Dimil, Paolo Felicenaz, Elisabeth Volpi Paris, Julie Andréane, Emma Pesce et Marco Polo Luciani. Alors, par qui Monsieur Dimilio, Nadine, Monsieur Luciani votiamo, per chi ci siamo detti che ogni giornata da votare per uso, noi normalmente mi pare assai logico e naturale, donc siamo noi che mo da tronca, donc Nadine per chi è responsabile del polo culturale di Cruz di Corsica, Marco Polo Luciani ha già detto direttore generale di Cruz, Alain Di Meglio, vicepresidente incaricato della lingua corsa all'Università di Corsa e io presidente della Socio Così. Awa, durante che avevo detto, e mi fa cantare 4 stili per un'altra canzone. Un po'. Soir. Ah, tu vas toi aussi. C'est vrai que tu as l'impression que Mais attendez, je pour le pari derrière, ils vont faire peur. Je viens un candidat, sì, un numero. Je sais pas, il y a un problème. È qui. Et je suis en collant. Basket.
4 stelle. Bon, ringraziabili siete giunti. Bon, scusiamo il ritardo del chitarrista, perché è stato un piacere, perché ha accompagnato tutto il mondo, ne abbiamo mandato un'onda, dunque veramente un ringrazio maggiore. Allora, e ma va bene al nostro huissier di giustizia, il maestro Maio, che ci ha dato i risultati di voto. E ma fa bene di nuovo a Marco Polluciano alla scena, Nadine Marchioni, mi piace. Va bene annunciare voto. Allez, lascia la parola a Nadine, e Elena, si sono occupati di tutti veramente, dunque è naturale di lasciare la parola. Nadine. Okay. Voglio rammentare prima il numero di candidati. Numero 1 Giulietta Albertini, numero 2 Suarin, numero 3 Alexandra Casamarte e numero 4 Tomarini. Nadine, tocca a te dimostrare un numero. Numero 1 Giulietta Albertini, la vita oggi, Giulietta, non lo conosco. Bon, prima mi ha lasciato una paroletta, mi ha fatto una paroletta prima a Giulietta e dopo un'altra Babette e dopo vi farà di bene a tutti i finalisti qui. Allez Giulietta, una paroletta, allez, complicata. La prossima per surprise. Chi dice? Questa buona so. Sono veramente felice di seguire. Vi ringrazio. Voglio felicitare tutti gli enti per... Yeah. Esattamente. Parlate a mia piazza, per piacere. Bon, ti ripiglio. Bon, allez. E mi ha lasciato la parola a Babette, au micro, Babette, au micro. E allez, mi ha lasciato la parola a Babette e dopo a tutti gli altri giurati, e dopo una parola a Marco Polluciano. Beh, chi dice? Io sono veramente felice di aver partecipato a questo bello affare perché veramente ci ho già felicità tutti gli organizzatori. Bon. E io voglio ringraziare di nuovo a Jean-Jacques perché un ringrazio maggiore. Voilà, è stato sempre qui, quando vi diciamo è sempre qui. Dunque voglio ringraziare di nuovo a Nico della tecnica. E poi bon, tutti i talenti veramente ci siamo chi piace di Santa cantare così e così bene e io sono felice, più che felice di sicuro, posto che Giulietta, la nostra Giulietta. Oh, on applaudit Giulietta. La nostra cortinese. Allora, mi chiama Monsieur Leonard di ricordo, di venire in conosca a scena e aspettiamo mi ha lasciato la parola a Monsieur Di Meglio. Alain, una paroletta. Allora, a me mi avete campato, tutti quelli che hanno partecipato al principio della fase prima e poi i 4 finalisti che erano tutti di qualità, con certe canzoni per certe canzoni che a me mi comune in particolare, per esempio Studiochi qui, possiamo salutare qui in sala Antonio Marielli perché è proprio una meraviglia. Dunque talenti sfarenti, a certi criteri, dunque canzoni magnifiche, dunque e gli un bel andare, canzoni che ci portano con il pubblico come l'interpretazione di sicuro di Catena, con Alexandra se non mi sbaglio, e volevo salutare di nuovo lo sforzo di creatività, posto che Suarina ci ha proposto una creazione sua, cioè ha sottolineato la maestria qui con insieme, è sempre
una sfida, una difficoltà, e poi di nuovo un rammento a me che mi ha commosso con certe di mie generazioni qui come Paolo Felice o Mai, che ci ha ramentato i voci di Agraona, con su vedi quando detti Macordarani, e qua ci vuole una vincitore, e poi è stata una bella scelta con una prima Lavena, con questa magnifica voce qui, e speriamo che la varrà strada. Ecco, ringrazio a tutti per questa bella serata. Paolo Felice. Allora, noi abbiamo luce di radio che non sono mica pessimista, sono più che ottimista, e tutto si passava, diremo, nel nostro paese. Corti approfitta di avere dunque qua volontà e qua gioventù di paese all'intorno, somente noi e compierà di queste somente so popolo di umane, a gioventù costa di umani di tutte le origini. Voilà, voglio aggiustare qui. Livio vuole capire la parola, ma lasciamo mai ieri. Bon, allora, ci siamo cantati, tutto il mondo ha cantato veramente bene. Bon, io sono beccato per un corso di canto perché di la sceglie quel che ha cantato mica un mio, no, è appena difficile perché quando c'è un concorso così, te hai poco a fare, certe volte scelta una canzone, certe volte non vivo mica troppo, come abbiamo inteso parecchie, dopo si può essere a oggi, mica in forma oggi, ci può essere un catalogo, un portaghete, comunque bon. Ma ci vuole che sia vincisi, comunque bon, non aveva la scelta perché la canzone era veramente magnifica, per dire è stata ha avuto, come dire, un'intelligenza di più una canzone che si può cantare solo, perché quando si cantano le canzoni di gruppi solo è più dura, cioè scegliere le canzoni. Come io ho detto questa volta, una canzone contro un concorso così, cioè le canzoni appena più corte, così la voce stanca di meno, e cantare le canzoni quando io ho un gruppo, cantare in gruppo, e quando si canta solo, cantare canzoni di gente che cantano. È sempre più tecnica. Livia. Moi, je voudrais remercier tout le monde et surtout de dire qu'on a de la chance en tant qu'étudiant de pouvoir organiser des événements comme ça. Donc merci. Voilà. Et bravo à tous. Grazie a voi. Ora lasciamo la parola a Marco Pollucciani. Allora io voglio ringraziare a tutti quelli che sono qui, perché al di là dell'evento culturale, al di là delle canzoni magnifiche che montiamo stasera, la vostra presenza qui, la nostra presenza tutti qui, porta sostegno alla nostra lingua. Una lingua che deve campare, una lingua che vuole morire, una lingua che si deve spargere, una lingua che si deve difendere e una lingua che si deve parlare. Oggi abbiamo cantato e ci ha parlato dappertutto e la nostra lingua ci ha spargere dappertutto e che la campi, torni, secoli e secoli. Allora, hanno principiato, è stata l'idea di Elena, di Nadine, abbiamo principiato per tutta questa operazione da una magagna, che va, a oggi, se vuoi, oggi è fermo. Cantiamo, poemo che noi, la nostra lingua di si può cantare, e può essere la cantare e parlare. E quest'anno, con il sostegno dell'amico Matteo, degli amici, della socio così, abbiamo detto, abbiamo fatto qualcosa di diverso,
abbiamo un alto livello e abbiamo mandato i nostri amici di Amadialesi, a lei, a Babette, all'Astre, tutti quelli che lottano per questa lingua, di aiutarci a preparare qualcosa di e che sia il meglio possibile. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di vero, abbiamo avuto un livello, non abbiamo mica trovato perché hanno quelli che sono venuti a cantare, sono venuti per amicizia per farci piacere. Quest'anno c'è stato, abbiamo veramente visto e inteso un buon livello e io penso che così detto e con l'ha capito stasera e con l'altro e non su Arina e l'altro, penso che di questi non mi sento parlare torni anni e sono quelli che ci aiutano e a sostenere perché sono questi che hanno portato la nostra lingua. Ora, prima di lasciare la piazza al nostro amico Matteo, voglio ringraziare tutti gli studi regionali, di sicuro l'università, con te Alain, con tutti gli amici, con tutti i professori che con noi ci aiutano e lottano per questa lingua campia. E voglio ringraziare Monsieur Leonardi dello Studio Ricordo, che ci ha dato un premio e che ci ha aiutato quello che ha vinto. Buon Musciacamalà, non vuole accompagnare ma tutti noi. Voglio ringraziare tutti quelli che oggi sono assai, sono numerosi, che ci hanno aiutato e che ci hanno aiutato a tornare sicuro. Voglio ringraziare Alain, Nadine e a Jean-Philippe Pinon che si piace tutti, non c'è bisogno che tutti piatti, voilà, perché è stato veramente, pare così, oggi c'è gioia, c'è canto, c'è risa, ma non so qui e da qui c'è giusto strada, ma c'è un grande lavoro e buon Musciacamalà. Tutto il mondo di seguire stasera e poi voglio ringraziare Nadine che senza ella il progetto non sarebbe mica sbucciato, dunque puoi Chakamala. Bon, io l'abbiamo fatto la corta, dopo facciamo tutti i candidati, e si vede così, e così una dedica. Avete capito mica. No, io di nuovo voglio ringraziare Marco Polo che ci ha assai aiutato per i premi, a Monsieur Leonardi per lo Studio Ricordo, a Maï che è giunta a posta di Bastia e tre volte, che è stato complicato perché non voleva mica veramente scegliere i candidati, dunque ha giocato io e è stato un piacere di vederlo e di impegnarsi di per noi. Un ringrazio a Livia che è giunta, che ha fatto sforzi per la corsa, che sta i guai, ce l'ha detto, si va venire appena, ma ha cantato l'anno scorso in corsa e abbiamo visto che aveva qualità, dunque possiamo ringraziare. Un ringrazio a Babette, un ringrazio speciale perché ci ha fatto vedere i cittadini, ci ha fatto nascere Giulietta che ha vinto, e 4 stelle, Paul Marie, un ringrazio di nuovo Maio, bon, Paolo Felice, come si può dire? Un locale dell'etapa, no, è giunta Faccio parte di voi. Dunque, per fare un bel ringrazio e Monsieur Dimigli si è giunto stasera ed aveva sostenuto su cosa, dunque, ecco, e i vostri regali da parte di Lei Berlino. Bon, e infine un ringrazio più maggiore e da lontano, mi scuso per i giurati, un ringrazio maggiore a Ianca della Socia, ma soprattutto un ringrazio maggiore a Lene e Nadine che hanno avuto a voce tutte e due, hanno fatto il lavoro tutte e due, dunque veramente senza Ede, non c'è mica che Nadine c'è di Lena, senza Ede non ci sarebbe stata nulla. Da poi la prima andata, che ci hanno pensato a questo avvenimento. Donc chaque année pour Nadine Lena.
Ecco. Dunque, abbiamo chiamato tutto il mondo. Allora, venite con uno scalante a scena, tutto il mondo, tutti i candidati. Alexandra, Suarina, chiamiamo ça, Juliette, Thomas, metti davanti Juliette. Suarina, Alexandra c'è, Thomas, Louis, Anissa, conosco, ha partecipato oggi, Jean-Jacques, poi di noi non conosco, Thomas di noi che ha partecipato, Vincent, Paul-Marie, Maï, Paul-Fé, Alain, Livia, venite conosco. Andetti. Teo di nuovo, il nostro cantatore. Ecco, dunque abbiamo rimesso i premi a tutto il mondo. Allez. Ti prego. Ora rimetti in davanti. Può comprare una chitarra giù, oh. Ma l'autora. Quello sì. Aspettate, un momento che dopo c'è qualcosa dall'altro, qualcosa di importante, Dammi tutte le medaglie a tutto il mondo. Un momento. C'est ça, si. C'est ça, si. Qu'est-ce qu'on est ici? Et Tintin, à l'âge de 99 ans, on tourne les photos. Allez, tu vas pas bon temps. Uso regalo a Giulietta, capito? Quantunque a priorità, dunque da parte di la socio e di Cruz su trofeo qui. Dunque dedica speciale a Lena e Matisse che l'hanno fatto Fab Lab, donc grazie a Bernard Leone, e poi Juliette ha vinto un premio di ricordo, un registramento di ricordo di canzone, dunque felicitazioni Jacques. Non fai che si abbia il chiudo dentro. Aspettate, è mandato in regalo all'ultimo finalisti di stasera. Aspettate, non è un cugonfio, appena lungo, ma è mandato. È un peccato. Da parte di uno studio ricordo per i finalisti. Un cadeau. Il va, bah, il est plus gros que... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Toi, c'est...
E Tintin, fuori il boulon. Dunque, allora, prima di cantare Audiovisual di Regina, non c'è Monsieur Luciano Miramenta, c'è un aperitivo a casa studiantina Claude Cesari, 5 metri accanto, organizzato e preparato da un posti Corsica. Dunque vi aspettiamo a tutti quando ci sarà da bere, da mangiare, da cantare di noi, ci sarà le chitarre e tutto, dunque a facchetti puro e anche un pianoce perché di vogliono suonare e ora potremo cantare a Dio, vi domanderò a tutti di pisarvi aspettiamo tutta la casa studiantina su Ottawa.